chi fa la spesa? Il turista. Il turista viene, vede il mercato, fa le fotografie. Se si potesse farsi pagare per farsi fotografare. Anche €1 a foto andrebbe bene. L'aveva detto scherzando ai nostri microfoni ad agosto, infastidito dalla crescente invadenza dei turisti. Ma a distanza di quasi un anno le cose non sono migliorate per uno dei pochi banchi di pesce rimasti al mercato di Rialto, tanto che alla fine quel cartello è apparso sul serio e ripetuto più volte. Che sia un deterrente, perché le fotografie vanno bene fino a un certo numero, però quando cominciano a spostarci i clienti per fotografare il pesce non va più bene, perché noi siamo qua per lavorare, ma non per fare le comparse fotografiche, insomma. In una città che il turismo di massa rischia oramai seriamente di trasformare in un parco giochi, in un villaggio a tema, la resistenza a cui sono chiamati i veneziani è anche questa: non essere considerati delle pittoresche attrazioni da fotografare. Io non mi sono fatto dare niente, nel senso che quando vogliono darmi €1 gli dico no. Però i turisti guardano il cartello e all'inizio sorridono e poi magari girano largo, magari la foto la fanno lo stesso da più in fondo. È una provocazione praticamente. Una provocazione per far vedere che non siamo qua per fare le comparse o i burattini. Non vogliamo essere dei figuranti, vogliamo essere delle persone vive che interagiscono e in qualche modo incentivano l'economia veneziana e il vivere a Venezia. Questo dobbiamo fare noi, è il nostro lavoro. La provocazione del cartello "una foto €1" è servita perlomeno a contenere l'irruenza dei turisti più invadenti. Resta però aperta la vicenda di un mercato per il quale non si può più parlare di crisi, ma di lotta per la sopravvivenza. Io ho speranza, perché i veneziani ci tengono ad avere un mercato ancora come era una volta, non ci sono più gli acquisti di una volta, però al sabato si lavora, cioè il veneziano ci tiene ad avere la pescheria. Beh, c'è ancora la speranza. Non rimane molto tempo per salvare Venezia. I tempi sono strettissimi. Venezia sta passando di mano. Ci sono delle grandi compagnie interessate a sfruttarla il più possibile senza rispettarla però. Sfruttarla senza rispettarla. Su 100 appartamenti che vengono dati in affitto sono 99 a uso turistico e 1 a uso di residenziale. È la morte in pochissimo tempo.